Un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Mercoledì 22 ottobre salutiamo Jean-Pierre, che è un personaggio che è meglio che voi non conosciate mai e rimane nell'ombra come tutte le cose che non funzionano, fanno del male, sono losche, sono ambigue, sono false. Ce ne sono tante, ma non importa. Jean-Pierre rimane nell'ombra e rimane confinato nella sigla. L'importante è che non si espanda mai. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie a Natalia in regia, tecnica in cabina di comando sulla tolda di Radio Libertà. Pensate un po' che metafore fantastiche fioriscono questa mattina del 22 di ottobre, quando nel 1811 in un piccolo comune di 1000 abitanti che oggi fa parte dell'Austria e all'epoca dell'Ungheria nasceva un grandissimo virtuoso del pianoforte e anche un grande compositore, Franz Liszt, che tempo permettendo ci farà compagnia questa mattina. Ascolteremo alcuni deliziosi, sublimi, fantastici, meravigliosi brani composti da Franz Liszt e interpretati da alcuni dei migliori pianisti contemporanei. Tutto a suo tempo. Intanto io stamattina, siccome non c'è Carlo Cambi, lo avrete capito dalla sigla, non va in onda Gli Scorretti, ma vi vorrei proporre alcuni articoli che ho reputato di pubblico interesse, scusate la immodestia, alcuni articoli che ho reputato di pubblico interesse, cioè cose che possono essere stimolanti anche per chi ascolta la radio, la nostra radio ovviamente. Vorrei partire da un bel pezzo comparso sul Riformista, sul quotidiano Il Riformista, a firma del professor Ugo Volli, che prima o poi tornerà qui in radio, nella nostra rubrica qui in Auto da Fè, e che è un puntualissimo commentatore per il sito della comunità ebraica romana shalom.it, ma anche per alcune testate come per esempio Il Riformista, delle vicende israelo-palestinesi. L'ultimo articolo pubblicato dal professor Volli risale proprio a ieri e ha a che fare con una figura che molti di voi già conosceranno. Si tratta di Mohammad Hannoun, ovvero il presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, colui che ha giustificato gli omicidi di Hamas, anzi li ha glorificati in pubblico in Italia. C'è un piccolo articolo, ma è un ritratto molto completo, pur nella brevità, che il professor Ugo Volli ha composto appunto per Il Riformista. Ve lo voglio leggere, è breve ed efficace. Tutta la campagna anti-israeliana di questi mesi, le manifestazioni violente e distruttive, la flottiglia, i graffiti che deturpano le nostre città, scrive il professor Volli, non sono nati spontaneamente e neppure per opera dei personaggi di sinistra che li appoggiano. Sono il risultato di un costante, duro lavoro di associazioni, tra virgolette, palestinesi, in realtà composte per lo più da immigrati arabi. Dietro queste associazioni c'è una persona che soprattutto tira le fila dell'appoggio a Hamas in Italia, e questa persona si chiama Muhammad Mahmoud Awad, conosciuto come Mohammad Hannoun, nato nel 1962, professione dichiarata architetto, ma presidente a tempo pieno dell'Associazione dei Palestinesi in Italia e leader di altri gruppi del genere. Questo soggetto è stato un protagonista di una bella inchiesta che continua del quotidiano Il Tempo, diretto da Tommaso Cerno, un'inchiesta molto efficace sulla personalità di questo soggetto e sulle sue ramificazioni criminose, diciamo così. Colpito 2 volte da sanzioni, infatti, del Dipartimento del Tesoro statunitense, perché figura centrale nel finanziamento di Hamas in Europa, figura centrale cioè del finanziamento di un'organizzazione terroristica islamica come Hamas. Nel 2024 le autorità italiane, dopo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, anche l'Italia gli ha notificato a questo signore, Mohammad Hannoun, un foglio di via da Milano per accuse di istigazione all'odio. Inchieste giornalistiche, condotte in particolar modo, come dicevamo, dal quotidiano Il Tempo di Tommaso Cerno, hanno rivelato i suoi legami con le flottiglie anti-israeliane
per cui ha iniziato a raccogliere finanziamenti fin dalla prima edizione del 2010, fino a guidare l'appoggio italiano a quest'ultima edizione più recente, anche grazie ai suoi contatti con Zaher Birawi. Chi è? È un attivista palestinese britannico residente a Londra, figura chiave della flottiglia. Un altro dei soci, l'avvocato Suleiman Hiasi, recentemente ospite a Montecitorio, e un'altra che ha fatto parte del gruppo, Francesca Albanese, che non ha bisogno di presentazioni, l'italiana che siede in uno dei comitati dell'ONU. In risposta alle inchieste giornalistiche che lo riguardano, il signor Hannoun non ha solo minacciato querele, perché ai giornali che, come ha detto lui, lo tormentano, sono arrivate minacce anonime molto concrete. Hanun di solito mantiene un profilo basso, sostiene di essere inoffensivo e ingiustamente perseguitato. Ma sabato scorso, scrive sul Riformista il professor Ugo Volli, questo signore ha colmato la misura. Durante la solita manifestazione del fine settimana a Milano, che continuano tutti i sabati da mesi, costui ha giustificato la morte delle centinaia di palestinesi uccisi a sangue freddo da Hamas dopo la tregua. Avrete in mente quelle immagini che di solito le TV poi stoppano nel momento in cui partono le raffiche di mitra, dove cittadini palestinesi sono ammazzati da quelli di Hamas dopo essere stati messi in ginocchio, no? Ebbene, costui, il signor Mohammed Hannoun, di cui l'Italia si gloria di essere la patria che lo ospita, questo signore ha detto letteralmente dal palco di Milano: tutte le rivoluzioni, lo avrete sentito, lo avrete visto in TV, tutte le rivoluzioni del mondo hanno le loro leggi. Chi uccide va ucciso e i collaborazionisti vanno uccisi. Oggi l'Occidente piange questi criminali. Dicono che i palestinesi hanno ucciso dei poveri ragazzi. Ma chi lo dice che sono poveri ragazzi? Sono i collaborazionisti di Israele, per cui vanno fatti fuori. Resta il dubbio, osserva il professor Volli, se i cosiddetti collaborazionisti da uccidere siano solo i dissidenti da Hamas a Gaza o magari anche in Italia. Questa raccapricciante giustificazione nel nome della rivoluzione, perché ha detto il soggetto che tutte le rivoluzioni hanno le loro leggi, no? I collaborazionisti vanno ammazzati e conclude il professor Volli, questa raccapricciante giustificazione appunto in nome della rivoluzione degli omicidi di massa compiuti da Hamas smaschera il ruolo di questo personaggio. Quel che gli interessa sostenere non è il benessere o la vita dei palestinesi, ma la posizione di Hamas. Non si tratta più di libertà di opinione, ma di minacce. Come hanno fatto in tanti e anche alcuni parlamentari del centrodestra, anche noi dobbiamo chiederci perché questo individuo pericoloso circola ancora nel nostro paese? Cosa si attende a espellerlo? Così il professor Ugo Volli sulla figura di Mohammed Hannoun, il presidente dell'Associazione dei Palestinesi, che giustifica gli omicidi di Hamas contro gli stessi palestinesi, omicidi di palestinesi, perché giudicati collaborazionisti, traditori. Rimanendo su questo tema, c'è un'altra testata che vi ho consigliato spesso di leggere, una testata interessante, è il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem, comunità ebraica di Milano.it, quindi mosaico-cem.it. In primo piano, a proposito di Milano, abbiamo visto le parole del signor Hannoun a Milano, a proposito di Milano c'è la testimonianza di uno studente ebreo che ci racconta come si sente a girare per la città e a frequentare le scuole e le università di Milano. Stiamo parlando del capoluogo lombardo. Liceali che hanno paura ad esprimersi, scrivono Davide Cucciati, David Fiorentini, Nathan Greppi e Ilaria Mir in questo articolo pubblicato ieri sul sito della comunità ebraica di Milano. Liceali che hanno paura ad esprimersi, hanno paura a dichiarare la propria identità. Studenti universitari ebrei aggrediti mentre cercano confronto e dialogo. Ma anche lo scandalo di bambini piccoli, abbiamo visto pure quelle immagini da Firenze e altrove e da Milano, che sfilano in piazza con i parenti urlando Free Gaza, bambini usati contro Israele. Oggi chi non tifa Palestina
si sente a disagio. In questo articolo il sito della comunità ebraica di Milano ci offre il racconto di ragazzi e genitori che confessano quanto sia difficile essere ebrei in una scuola, quella italiana, che ha abdicato alla propria missione educativa. Chiedono ai genitori di non indicare il motivo sulla giustificazione scolastica, perché l'assenza è per Rosh Hashanah, ma meglio non scriverlo. Meglio essere prudenti e non dichiarare, aderendo a una festività ebraica, di essere ebrei. Soprattutto meglio non protestare con il preside per iniziative di altri compagni di scuola e sempre più spesso di professori che con un insegnamento a senso unico parlano esplicitamente di genocidio a Gaza, di Hamas come resistenza, senza dare agli studenti alcuna informazione storica e omettendo deliberatamente di nominare i massacri del 7 ottobre 23 e non fornendo alcun contraddittorio quando vengono invitati i sostenitori della causa palestinese. Meglio stare zitti, guai a dire qualcosa. Insomma, scrive il sito della comunità ebraica di Milano, in Italia essere uno studente ebreo in una scuola o in una università pubblica sta diventando sempre più difficile. Dalle minacce nei corridoi universitari agli slogan d'odio scritti nei bagni, fino all'autocensura forzata in ambienti scolastici, nei quali esprimere la propria identità può significare isolamento o peggio. Dopo il 7 ottobre, in molte scuole e in molte università, il clima si è fatto più duro, più carico di ostilità e sospetti. Il filo che unisce le testimonianze raccolte da Mosaico, dal sito della comunità ebraica di Milano fra studenti e genitori, il filo è unico. È la crescente difficoltà per i giovani ebrei italiani di vivere apertamente la propria identità, costretti a scegliere ogni giorno se esporsi o nascondersi, se parlare o restare in silenzio. E questo articolo, che trovate in home page sul sito mosaico-cem.it, raccoglie le loro storie, le voci, i timori, ma anche la loro forza. Questa qui era una situazione che fino a pochi mesi fa leggevamo in articoli che parlavano della Francia. Ora tocca a noi, siamo arrivati anche noi a questo punto. La situazione si sta aggravando, dice Luca Spizzichino, presidente dell'UGEI, l'Unione Giovani Ebrei d'Italia. E questo aggravamento ha avuto come punto di svolta ciò che è successo a Torino, dove è stata sdoganata anche la violenza fisica all'interno dell'università. Perché il 15 maggio scorso Luca Spizzichino all'Università di Torino è stato aggredito da un gruppo di manifestanti filopalestinesi che hanno impedito lo svolgimento dell'evento intitolato Il Manifesto Nazionale per il Diritto allo Studio, l'università come luogo di dialogo, democrazia, contrasto all'antisemitismo. Stanno venendo a mancare, dice Spizzichino a Mosaico, le regole fondamentali su cui si basa l'università, cioè la libertà di espressione e il confronto civile. E questo non si riflette solo sui giovani ebrei, ma su tutta la collettività studentesca. Anche i professori, come dimostrano i fatti di Pisa, l'aggressione nei confronti del docente Rino Casella, anche i professori sono vittime se non si piegano alla minoranza violenta. E il problema è chi compie certe azioni e resta impunito. L'università sta fallendo nella missione più profonda che ha. A Torino, teatro dell'aggressione a Luca Spizzichino, le intimidazioni non si sono fermate. Secondo un'inchiesta di quest'anno trasmessa dal programma di Rete 4 Quarta Repubblica, studenti israeliani iscritti alla facoltà di medicina dell'Università di Torino hanno ricevuto messaggi anonimi in cui veniva chiesto loro di abbandonare le aule universitarie. I messaggi provenivano da profili anonimi, appunto, in contesti legati alla galassia dei collettivi studenteschi. L'inchiesta ha inoltre documentato la presenza di gruppi organizzati che discutono apertamente della presenza degli studenti israeliani con l'obiettivo di affrontare il tema, cioè il problema è che gli studenti israeliani esistono e frequentano l'università. Sono parole che in molti casi sfociano anche in un linguaggio minaccioso e violento. Al Politecnico di Torino alcuni studenti sono stati registrati mentre commentavano così: ha cominciato a fare l'ebreo, se l'avessero picchiato avrebbero fatto bene, in riferimento a un professore israeliano. E ancora, se becco un compagno che viene confermato anche da una testimonianza, in forma anonima, di uno studente israeliano che ha raccontato alle telecamere
di essere stato vittima con altri di vere e proprie minacce a sfondo anti-ebraico. Ma non tutti i contesti sono ostili. L, un anonimo studente di economia, uno che rimane anonimo, ha vissuto due esperienze molto diverse tra loro. Quando frequentavo la Cattolica a Milano, in zona Buonarroti, ho trovato un clima di apertura. Potevo dire di essere ebreo senza problemi, anzi erano curiosi, mi chiedevano un parere, percepivo interesse e rispetto. Secondo lui, però, tra i giovani c'è sempre meno interesse reale per la politica. Pochi approfondiscono davvero, molti si limitano a seguire la corrente. Dopodiché il cambiamento. Quando L ha lasciato l'università e si è iscritto a un ITS in finanza ed economia con sede nella zona di Cimiano, è cambiato tutto. Lì non mi sono mai esposto come ebreo. Le persone hanno un background culturale più basso, spesso sanno nulla della questione. Tra i miei compagni c'erano anche studenti non italiani, tra cui un'egiziana e uno di Marrakech, e una volta quando abbiamo visto scritto con la penna un Magen David sul banco, il ragazzo di Marrakech ha reagito male. Io sono stato zitto e non ho detto di essere ebreo. Ben più duro il racconto di M, una studentessa di giurisprudenza all'Università Statale di Milano. Nei primi giorni dopo il 7 ottobre, racconta la ragazza, non ho avvertito un grande pericolo, ma 5 o 6 mesi dopo sono comparsi striscioni, cartelli, scritte, Free Palestine, stop genocidio, stop occupazione, e il clima è cambiato. Il problema è che so di sapere più di chi ha queste posizioni, ma non posso esprimere la mia opinione. È diventato uno status sociale. Se li contraddici, questi ti trattano male o ti escludono. I giovani vogliono sentirsi parte di una moda o di un ideale e non importa quanto ne sappiano davvero. E allora, racconta la ragazza, ho nascosto sempre di più la mia identità. 2 amiche all'università sanno che sono ebrea, ma dopo il 7 ottobre ho smesso di dirlo ad altri. 2 episodi hanno segnato particolarmente questa ragazza, M, studentessa di giurisprudenza alla Statale di Milano. Nel bagno delle ragazze, racconta, ho letto bombe su Tel Aviv, morte ai sionisti. E poi c'è stato il congelamento del rapporto tra la statale e la Reichman University. Il rettore ha ceduto a un gruppo studentesco, siamo a Milano ovviamente. Ora ci sono accampamenti, sale occupate, assemblee in cui spiegano come boicottare Israele, come riconoscere i prodotti israeliani dal codice a barre. Anche la massa è influenzata. Ci fermiamo un attimo, sono le 10, piccolissima pausa e poi concludiamo questo articolo che dà voce ad alcuni studenti ebrei nelle scuole e università italiane su Mosaico, il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Torniamo allora all'articolo del sito ufficiale della comunità ebraica di Milano dedicato alle scuole, alle università e a come vengono accolti, trattati gli studenti ebrei e al cambiamento di clima che c'è stato in occasione delle manifestazioni che abbiamo visto percorrere le strade di Milano e delle altre città. Se nelle università ci sono stati episodi eclatanti, comparsi anche sui media per la loro gravità, anche nelle scuole di ordine inferiore non è sempre facile per i ragazzi ebrei, che spesso si sentono più sicuri nel nascondere la propria identità. E non solo, percepiscono che è meglio non esprimere la propria opinione né con i coetanei, né, cosa ancora più grave, con i docenti, coi professori, alcuni dei quali si permettono di interpellarli in quanto ebrei sulla guerra a Gaza davanti a tutta la classe, quando non è detto che loro abbiano rivelato il proprio ebraismo.
G, un liceale di Napoli, racconta: frequentava una scuola pubblica a indirizzo meccanica. Un giorno la professoressa di educazione fisica ci ha fatto parlare della guerra e tutti davano contro Israele. Uno ha detto: secondo me Hitler ha fatto tante belle cose. Io sono subito uscito da scuola e poco dopo ho cambiato istituto. Parla M, anche lei da Napoli, spiega: già prima del 7 ottobre alcuni compagni mi facevano il saluto nazista. Questo mi ha fatto capire che l'antisemitismo non è mai finito. Dopo l'inizio della guerra è stato peggio. Alcune professoresse volevano sapere cosa ne pensassimo, ovviamente sempre in quanto ebrei, ma avevo paura di dire qualcosa e sembrare di parte. Se tacevo, sembrava che non mi importasse. Se parlavo, nessuno mi ascoltava. Mi sento spesso nel mezzo perché non voglio rappresentare qualcosa che non ho scelto. Vorrei la pace, il dialogo, ma non sempre posso permettermi di dire ciò che penso. Questo nelle scuole, attenzione. Il fatto di sentirsi in grado di anzi, di doversi censurare, di non sentirsi in grado di dire ciò che si pensa nelle scuole e nelle università. Non tutte le esperienze sono però interamente negative. A Padova, B, studente liceale, atleta, agonista, racconta: mi sento un ragazzo molto fortunato perché non ho mai avuto la necessità di nascondere la mia identità ebraica. A scuola a volte indosso la maglia del Beitar Jerusalem. Ho avuto anche discussioni con alcuni professori, ma con rispetto. Ma dopo il 7 ottobre ho perso alcune amicizie. Alcuni non mi hanno nemmeno chiesto come stava mio fratello che era in Israele. Altri mi accusavano per ciò che faceva l'esercito israeliano, l'IDF. Io nascondo a volte il mio Magen David e sto pensando di trasferirmi in Israele o a New York o a Londra o a Parigi. Anche M, studentessa milanese di quarta liceo, si è sempre trovata abbastanza bene all'interno della sua classe. Certo, dice, dal 7 ottobre si è cominciato a parlare di più del conflitto e l'anno scorso abbiamo avuto una giornata dedicata all'argomento, ma i professori non si sono mai particolarmente esposti, neanche i compagni, anche se alcuni docenti e studenti hanno partecipato agli scioperi, ma non c'è stata risonanza nella scuola. Nella vita di tutti i giorni, testimonia un'altra studentessa, terza liceo classico a Milano, non ho problemi in classe, ho sempre notato curiosità e apertura nei confronti dell'ebraismo, ma quando si arriva a parlare della guerra a Gaza e del conflitto israelo-palestinese, vedo nei miei amici una doppia faccia. Non mi dicono che sono contro Israele, ma so che lo pensano. Tanto che alla manifestazione, allo sciopero del 3 ottobre, hanno partecipato molte mie amiche e professori che stimo, ma nessuno mi ha detto o chiesto nulla. Diversa ancora l'esperienza di T, che in terza liceo, in un istituto del centro di Milano, vede molti docenti esporsi in prima persona contro Israele a favore di Gaza. Durante un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco, racconta T, il professore di scienze ha chiesto di dedicarlo anche ai bambini di Gaza senza nominare in nessun modo gli ostaggi e paragonando Netanyahu a Hitler. Mentre il docente di storia ha dedicato tutto un lavoro di educazione civica a ciò che accade a Gaza senza intervenire quando uno studente ha parlato di miliardi di morti a Gaza e di genocidio. Siamo scesi alle superiori, scendiamo ancora ai più piccoli che tifano Palestina. Mentre i grandi lottano, racconta ancora Mosaico, il sito della comunità ebraica di Milano, anche i più giovani iniziano a percepire il pericolo. Lo racconta la signora S, madre di due bambini di 7 e 8 anni che frequentano la scuola ebraica. Il più piccolo, racconta la donna, è ancora un po' distante da tutto, ma quello di 8 anni gioca a calcio in ambienti esterni e ha iniziato ad avere timori. Prima di entrare chiede sempre se ci sono gli Hamas, perché altrimenti ci fanno male. A scuola, essendo un ambiente ebraico protetto, è tutto più facile, ma fuori dalla scuola ebraica no. Ancora più sconcertante l'esperienza di D, papà di un bambino di 9 anni. Dal momento che nella settimana dello sciopero del 3 ottobre, in sostegno alla flottiglia, cadeva anche la settimana della non violenza, nella classe di mio figlio, racconta questo genitore, sono state svolte attività in cui la flottiglia e la causa palestinese sono state fatte passare come espressioni di lotta non violenta. Inoltre, i bambini hanno dovuto disegnare bandiere palestinesi e tagliare barchette colorate con ciò che ognuna di esse portava, un frutto per il cibo, un maglione per i vestiti, eccetera.
E quello che è davvero inaccettabile, racconta questo signore, padre di un bambino di 9 anni, è che abbiano dovuto fare manifesti proprio per lo sciopero, cioè bambini messi a fare i manifesti per un'iniziativa sindacale che niente ha a che fare con l'attività scolastica. In classe le maestre hanno anche cercato di parlare degli aspetti storici del conflitto, ma in modo raffazzonato e confuso, facendo passare come colpa di Israele l'aver combattuto guerre dal 48 a oggi. Non solo, in altre classi della stessa scuola elementare hanno realizzato cartelli che sono stati appesi fuori dalla scuola con bandiere palestinesi e scritte "Stop al genocidio". Quello però che dice più di tutto sono le parole con cui suo figlio, il figlio di questo papà, ha espresso il suo disagio. Mi ha detto, racconta il genitore, che tutti tifavano Palestina, che gli dispiaceva che i compagni erano molto arrabbiati con Israele, molto più che con la Russia. Infine, con grande trasporto, il bambino di 9 anni ha espresso il timore che i compagni sapessero che lui non tifa Palestina. Per questo suo malessere e per non istigare nuove iniziative sul tema, ho deciso di non dire nulla alla dirigenza della scuola, dice questo genitore. Ci avviamo alla conclusione di questo bel reportage. Disagio, paura, delusione, questo è ciò che descrivono le parole degli studenti, ma per molti genitori si parla di incredulità, frustrazione, indignazione nel vedere che la scuola italiana non adempie al suo ruolo educativo e di formazione di uno spirito critico, ma promuove una narrazione ideologica e polarizzata. In molti casi questi genitori vivono una vera e propria angoscia con senso di impotenza. Dipende molto dalla scuola che il ragazzo frequenta. Proprio per questo molte famiglie basano la scelta del futuro istituto scolastico del figlio sul suo grado di politicizzazione. Spiega un'altra signora, una mamma di un ragazzo che frequenta la terza liceo scientifico a Milano. Mi sembra incredibile che cittadini italiani come noi, che abbiamo ancora in mente i racconti dei nostri nonni sulla Shoah, vivano questa frustrazione e paura, perché i nostri ragazzi hanno paura. Quello che è grave è che non esiste un solo professore che li aiuti a ragionare su ciò che sta accadendo in Medio Oriente. E addirittura quando mio figlio, ritrovatosi solo in classe il giorno di una manifestazione per Gaza, ha detto alla docente che non era andato perché Hamas è un gruppo terroristico, la professoressa gli ha risposto: che parolone, terrorismo! È stato un vero schiaffo in faccia, lo è per lui e per noi ogni volta che insegnanti capaci e che stimiamo si schierano da una sola parte. Sembra dunque, osserva Mosaico, essere sempre più diffusa una tendenza dei docenti a riscrivere la storia, in cui il 7 ottobre, se menzionato, viene fatto passare come resistenza. L'oppressore è solo uno, Israele, che sta commettendo un genocidio nei confronti dei palestinesi. Emblematico è quel che è successo a metà ottobre al liceo Virgilio, il più grande di Milano, dove ben 1900 studenti, una massa enorme, ha dovuto seguire un incontro con il membro della Sumud Flottiglia Maso Notarianni e alcuni giovani palestinesi, in cui si è parlato soltanto di Israele come genocida, senza menzionare Hamas e le atrocità del 7 ottobre 23. Un evento in cui si è inneggiato all'odio e alla distruzione di Israele, in cui è andata in scena la più becera propaganda pro-terrorismo. Un esempio vergognoso di come oggi la scuola pubblica, invece di formare coscienze critiche, diventi megafono di chi giustifica i massacri. Sempre a ottobre, Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, è stato invitato il membro della flottiglia Paolo Romano, che ha raccontato la sua versione dei fatti, dichiarando fin da subito che non avrebbe risposto ad alcuna domanda, escludendo di fatto la possibilità di dialogo con i ragazzi. A febbraio 25, al liceo Leonardo da Vinci a Milano, un professore, Andrea Azzeni, è stato oggetto di sanzioni disciplinari da parte della scuola per avere rilasciato un'intervista proprio a questo sito, al sito Mosaico della Comunità Ebraica di Milano, in cui denunciava la scelta della preside di far andare nelle classi, in occasione del giorno della memoria, il collettivo della scuola che ovviamente parlava del genocidio attuale. Si consideri anche che i nostri figli, aggiunge un'altra signora, madre di un universitario e di un ragazzo che frequenta la prima liceo linguistico, sempre a Milano, si aggiunga che i nostri figli, soprattutto quando iniziano le superiori,
non hanno sufficienti conoscenze storiche e politiche per far fronte ad attacchi, non sanno argomentare. Per questo abbiamo detto a mio figlio, per proteggerlo, di non rivelare dal primo giorno la sua identità ebraica. Ad oggi non sente tensioni, ne siamo felici, ma è forse bello dire al proprio figlio non dire quello che sei come se fosse una vergogna? La signora D ha avuto esperienze diverse con i 3 figli, ma tutte positive. Con il mio terzo, alle medie, erano tutti molto rispettosi, compagni e docenti. Quando nella chat dei genitori una madre ha messo una locandina di manifestazione per Gaza, io e l'altra delegata abbiamo chiesto di mantenere la chat neutra e abbiamo sentito il sostegno di tutti i genitori. Mentre il mio secondo, che è in quinta liceo scientifico, dopo che in classe avevano lavorato molto sul razzismo, ha ricevuto da parte di alcuni suoi compagni messaggi di vicinanza e contro l'antisemitismo. Esperienza positiva anche per un'altra signora, madre di 5 figli, di cui 2 frequentano istituti pubblici e una all'università. Una famiglia ortodossa, la sua, che nonostante vengano insultati ogni Shabbat per strada quando andiamo e torniamo dalla sinagoga anche da italiani di mezza età, non ha gravi episodi da segnalare, a parte il disagio della figlia universitaria alla statale, dove non c'è giorno che ci sia un banchetto contro il genocidio o una manifestazione. I loro amici, dice questa madre, sanno che le mie figlie sono ebree e non hanno mai avuto problemi, ma ho notato il fatto che sono divise a metà, come se con i loro amici non possano mai dire la propria opinione e come si sentano veramente. La sofferenza più grande per loro è vedere persone a cui vogliono bene o insegnanti che stimano esprimere posizioni a prioristiche. Comunque, conclude Mosaico, il quadro che emerge da questo dialogo con diversi genitori e anche con frequentanti della scuola pubblica italiana, il quadro, soprattutto a Milano, il quadro che emerge complessivamente riporta alla mente l'incontro tra Yaakov e Esav. Ci pieghiamo per non spezzarci, ci abbassiamo non per sottomissione ma per scelta e lo facciamo per salvaguardare la vita, per proteggere ciò che conta davvero, per restare in piedi quando il tempo sarà maturo. Perché in diaspora, da secoli, il popolo ebraico ha imparato che ci si può piegare senza cedere. Ma oggi, conclude Mosaico, piegarsi non può significare tacere per sempre. Le istituzioni educative devono tornare a essere spazi di confronto e non di intimidazione e la politica ha il dovere di intervenire prima che sia troppo tardi. Difendere la libertà accademica e l'identità ebraica non è una causa di parte, è un banco di prova per la democrazia italiana. Come disse Michael Gove, la sicurezza della comunità ebraica è come il canarino nella miniera. L'antisemitismo crescente è una febbre che indebolisce l'intero corpo politico. È un segno di una società che va verso l'oscurità. E l'Europa oggi, conclude Mosaico, ha ancora l'occasione di scegliere la luce. Così su Mosaico, il sito della comunità ebraica di Milano, il pezzo lo trovate in home page, una fotografia della nostra scuola. Adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il primo brano musicale di oggi. Il primo brano musicale nel nome ovviamente di Franz Liszt, che nasceva proprio oggi in questo paesetto Raiding che all'epoca era Ungheria e che oggi è Austria. Comunque ascoltiamo il celeberrimo Mephisto Waltz per la straordinaria interpretazione di una grande pianista, Katia Buniatishvili. Buon ascolto, ci risentiamo tra pochissimi minuti.
E allora torniamo in onda, siamo sul sito della Comunità Ebraica di Milano e avendo anche abbastanza tempo oggi, voglio segnalarvi un altro articolo, un altro pezzo che in realtà è l'intervento integrale del professor Sergio Della Pergola al convegno intitolato La storia stravolta e il futuro da costruire, organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane al CNEL, al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presieduto dall'ex ministro Brunetta, il 12 di ottobre. Il sito mosaico-cem.it pubblica l'intero intervento del professor Della Pergola, ebreo italiano triestino che da tanti anni vive in Israele. Il 7 ottobre demografo, tra i più reputati al mondo, e comunque studioso di demografia da una parte, ma rappresentante di primo piano della comunità ebraica italiana e internazionale. Ebbene, il professor Della Pergola, che attualmente insegna ancora all'Università Ebraica di Gerusalemme, ha tenuto un intervento appunto a questo convegno al CNEL e vorrei proporvene i passaggi essenziali. Non è lunghissimo, lo trovate integralmente sul sito di Mosaico. Il 7 ottobre del 23 esordisce il professor Della Pergola. Il 7 ottobre del 2023 è stato tentato uno staticidio nei confronti di Israele. Il neologismo staticidio comprende 3 elementi: un grande piano strategico ideologico, un dettagliato piano operativo e un'ampia partecipazione popolare. Gli obiettivi sono 2: il genocidio della popolazione esistente in un paese e la distruzione delle strutture politiche e logistiche. Il tentato staticidio di Israele ha raggiunto notevoli esiti iniziali, ma è stato sventato, anche se non completamente, con molte difficoltà, gravi perdite militari e civili e grande eroismo. Lo staticidio di Israele sarebbe riuscito se le diverse forze nemiche avessero meglio coordinato il loro sforzo. Ciò non è avvenuto per divergenze interne fra i rispettivi movimenti islamici, o chissà, forse per un miracolo. Il prezzo pagato da Israele: 2.000 morti, una metà dei quali civili, 30.000 feriti, migliaia dei quali gravemente mutilati per sempre nel fisico e soprattutto nell'anima. 251 i deportati, gli ostaggi, massacrati uno a uno, ridotti a scheletri umani. Oltre 37.500 i missili lanciati contro Israele, ognuno dei quali avrebbe dovuto idealmente causare almeno 100 vittime. Per fortuna Israele ha la copertura, la protezione, il famoso Iron Dome. Se si parla di proporzionalità, sottolinea ancora il professor Sergio Della Pergola, nell'intenzione i morti erano 3.700.000. L'ultimativa arma nucleare alla fase operativa, dichiaratamente per essere usata. Le batterie antimissilistiche e i rifugi di Israele hanno limitato i danni, ma la guerra per la sopravvivenza di Israele non è conclusa. Israele combatte innanzitutto sul fronte della guerra guerreggiata e in proposito applaudiamo i possibili esiti dell'iniziativa del presidente Trump, con cautela. Ma esistono altri 2 fronti sui quali, osserva Della Pergola, si deciderà il futuro di Israele e tramite di esso anche il futuro degli ebrei nel mondo e il futuro della civiltà occidentale, del cui destino gli ebrei costituiscono
una cartina di tornasole. Sul primo fronte, quello politico mediatico internazionale, Israele ha fin qui nettamente perso la battaglia. Il 7 ottobre 2023 Israele e il popolo ebraico sono stati sconfitti non solamente sul terreno, ma soprattutto sulla strategia esistenziale, che comprende in misura decisiva il cosiddetto soft power, cioè quei fattori qualitativi che insieme all'uso della forza producono il risultato finale. La massa dei nemici include sia i partecipanti armati al progetto genocida di Hamas, sia i volonterosi fiancheggiatori in loco e in tutto il mondo. Negli ultimi 2 anni, in particolare negli ultimi mesi, osserva ancora Sergio Della Pergola, assistiamo a una spirale di violenza verbale e anche fisica contro Israele e contro gli ebrei, sottilmente simbolica, ma anche grossolanamente esplicita, senza precedenti a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Toni e contenuti rammentano quelli dei regimi nazi-fascisti negli anni 30 del secolo scorso. L'ondata attuale supera perfino quella che esplose nell'autunno dell'82 in occasione della guerra del Libano e che in Italia portò alla tragica uccisione del bambino Stefano Gai Taché. Queste impressioni vanno corroborate da un'analisi empirica e con un gruppo di collaboratrici, Barbara Gerber Sasson, Gabriella Moise, Manuela Cohen, abbiamo condotto, scrive, anzi dice il professor Sergio Della Pergola, una prima sommaria esplorazione dei contenuti della stampa quotidiana in Italia nel corso delle 3 settimane dal 19 settembre al 9 ottobre 25, esaminando migliaia di pagine di quotidiani. I contenuti di 11 fra i principali quotidiani nazionali, 5 indicizzati ogni giorno, 6 in parte, ci illuminano sul livello di evidenza attribuita al conflitto Gaza-Israele e sui contenuti dei messaggi trasmessi, soprattutto se paragonati al conflitto Russia-Ucraina. Il numero di pagine dedicate al conflitto Gaza-Israele si avvicina a una media di 7 e spesso supera una media di 10 al giorno, fino a casi estremi di 20. Si tratta di un livello di copertura che si può ben definire patologico. Le molte pagine dedicate a Gaza-Israele superano quelle dedicate al conflitto Russia-Ucraina in un rapporto di 4 volte a 1. Le scelte editoriali sono in evidente crescita quotidiana e reagiscono a momenti specifici come le proposte per il riconoscimento dello Stato palestinese, l'orgasmo prodotto dalla sgangherata armada portatrice di ben scarsi aiuti umanitari, la flottiglia, e infine la proposta Trump e la trattativa sulla conclusione del conflitto. L'ipertrofia della copertura quotidiana di Israele spicca in confronto all'attenzione a fenomeni inquietanti ben più vicini a casa, come l'occupazione russa di territori equivalenti a 3 volte lo Stato di Israele, le stragi, i rapimenti di civili, l'oscuramento delle reti di comunicazioni negli aeroporti europei, la presenza di velivoli nei cieli dell'Unione, la guerra ibrida. Emerge una chiara tipologia della mobilitazione delle diverse testate su una linea marcatamente anti-israeliana. Il Fatto Quotidiano e il Manifesto guidano la linea negazionista, con frequenti testi e vignette di classico stampo difesa della razza der Stürmer. Alla testa del gruppo dei grandi quotidiani troviamo la Stampa di Torino, dove le voci di Mancuso, Foa, Papé, col pugnale sguainato, propongono una esplicita demonizzazione di Israele e degli ebrei e un'implicita mobilitazione alla violenza e alla soppressione. Le performance di Repubblica e Corriere della Sera seguono a ruota, imitate da vari altri quotidiani di opinione. Libero e Il Tempo dedicano non tanto maggior rilievo alla crisi a Gaza, quanto minore spazio a Ucraina e Russia. Il Sole 24 Ore è più concentrato su altre problematiche, ma non diverso nei contenuti. 2 eccezioni, Il Riformista e Il Foglio, su posizioni pro-israeliane. Un'indagine sulle reti televisive, prosegue il professor Sergio Della Pergola, assegnerebbe al canale 9 il primo posto della vergognosa quotidiana aggressione, seguito da La 7, Rai News 24, Rai 3. Sulle onde radiofoniche la Rai è nettamente schierata. Oggi i siti internet e le reti sociali svolgono un compito centrale, specie fra i giovani sostitutivo dell'informazione.
Ma i canali convenzionali, stampati ed elettronici, restano lo specchio di una società. I risultati di questa campagna d'emergenza sono evidenti sul piano della narrativa. Un primo pacchiano indicatore è il quasi unanime riferimento dei media al governo di Israele come Tel Aviv. È ben noto che i centri di potere e di rappresentazione simbolica, il Presidente della Repubblica, la Corte Suprema, il Parlamento, il Governo, il Museo Israel, la Biblioteca Nazionale, la tomba di Teodoro Herzl e il memoriale della Shoah sono tutti situati a Gerusalemme. La rimozione forzata della realtà e il pensiero unico sostitutivo sono degni non di una stampa dignitosa, ma di una campagna concertata di propaganda, quasi di regime. La magnificazione di un'immagine distorta dell'identità di Israele e del sottostante mondo ebraico si accompagna all'amnesia, alla perdita della propria identità di europei e specificamente di italiani. Una grossolana manipolazione a senso unico dell'opinione pubblica riguarda poi le statistiche sul numero dei morti a Gaza. Nessuno può negare, osserva il professor Sergio Della Pergola, l'articolo lo trovate su mosaico-cem.it, il sito della comunità ebraica di Milano. Nessuno può negare che a Gaza sia in corso una gigantesca tragedia umana, anche se le persone oneste dovrebbero aggiungere, iniziata a causa del delirante piano di Hamas di distruggere lo Stato di Israele. Ma è senza precedenti lo spettacolo in cui tutti, dall'ONU ai media internazionali, ripetono acriticamente cifre manifestamente problematiche se non aberranti. Anche l'Accademia è stata arruolata a sostegno di questo unilateralismo ideologico quasi mistico. Su Lancet, un tempo rivista rispettabile, sono apparsi diversi articoli inverosimili sul numero dei morti a Gaza. Con l'aiuto di contorte metodologie, invenzioni e distorsioni, si è creato un apparato di citazioni monopolistiche in una pubblicistica coinvolta in una vera epidemia. In due articoli critici pubblicati sul quotidiano Haaretz, scrive Della Pergola, ho dimostrato che i numeri che circolano sulle vittime sono ampiamente inflazionati a causa delle dichiarazioni multiple della medesima morte da parte di più di un congiunto. I numeri diffusi dall'unica fonte esistente, il Ministero della Sanità di Hamas, fonte politica e non tecnica, riflettono le dichiarazioni di morte, che possono essere plurime, e non i corpi effettivamente transitati all'obitorio. Pur tenendo conto delle vittime ancora sotto le macerie, la differenza fra i numeri di Hamas e la triste realtà ammonta a decine di migliaia. Nessuna delle vittime risulterebbe poi essere un combattente armato di Hamas, che in realtà sembra aver perso 20-25 mila uomini. È dichiarato morto come bambino chiunque abbia meno di 18 anni, anche se armato di Kalashnikov. Nessuno è morto di morte naturale, qui è morta l'integrità, sottolinea il professor Della Pergola. Pausa delle 10:30, ci risentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, le che amore qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free, noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Che parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, cioè la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro.
Timo, verbena, papavero, marrubio, calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. Olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina, chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408. Ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista. Dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico. Vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi, con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà,
In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Giulio, a te la linea. Bene, giusto per salutarci, perché qua probabilmente per intervento di Allah è saltato tutto, è saltato il mio collegamento, la mia linea internet, e quindi dobbiamo salutarci qui, ma vi lascio in compagnia di Franz Liszt. Per fortuna esiste lui, nasceva oggi, il 22 ottobre del 1811, avete ascoltato dopo il Mephisto Waltz la campanella, poi il Grand Galop Chromatique, ovvero il can-can celeberrimo dalla sua penna. Abbiamo sentito ieri quello dell'Orfeo agli Imperi, sentiamo oggi quello di Liszt, e infine un brano straordinario interpretato da un pianista straordinario russo, se si può citare, Daniil Trifonov, uno degli studi trascendentali, uno dei 12 studi di esecuzione trascendentale di Liszt, il numero 4, Mazeppa presto. Mi spiace molto di non aver potuto concludere la trasmissione come si doveva, c'erano altre cose da segnalare, avremo modo di risentirci. Buona mattina a tutti.